Buongiorno a tutti, bentrovati. Oggi un video con dedica speciale perché abbiamo saputo che all'ospedale Posillipo di Napoli c'è un gruppo di mamme che ci segue dal reparto pediatrico dell'ospedale e quindi questo video viene dedicato alle mamme e ai propri piccoli e in particolar modo a mamma Maria. Un bacio per tutte. Ragazzi, oggi si avvicina Pasqua, quindi piano piano ci avviciniamo al Casatiello Day, ma nel frattempo ci avviciniamo con i famosi panini napoletani. Venite a vedere la ricetta. Più 500 g di farina 0 o 00 di media forza, ok? 130 g di acqua, 130 g di latte, 50 g di olio, 10 g di zucchero, 10 g di sale e basteranno 3 g di lievito, solo 3. Iniziamo a prendere i nostri 3 g di lievito. Come sapete, chi ci segue, non c'è bisogno della bilancia. Questo è un lievito da 25, tagliando la metà ne abbiamo 12 circa, così ne abbiamo circa 6 e così ancora. Eccoli qua, i nostri 3 g di lievito all'interno di un bicchierino o di una scodellina, e dai 30 g d'acqua che avevamo preparato iniziamo a versarne una parte per sciogliere il lievito. Ecco qua, versiamo all'interno della nostra farina, versiamo l'altra acqua, versiamo lo zucchero e una parte del latte, quindi metà circa, eccola qua. Iniziamo ad impastare. Arrivati ad un impastamento molto sabbioso, vedete, molto rude, continuiamo a versare i nostri liquidi, quindi versiamo il latte, versiamo l'olio, anche il sale, riprendiamo ad impastare, vai giù. Trasportiamo tutto sulla spianatoia e andiamo di mano, eccolo qua. Mamma Maria, mi raccomando, seguite dal Posillipo. Abbiamo finito di impastare. Prendiamo la scodella, la andiamo a ungere leggermente con un filo d'olio. Posizioniamo il nostro impasto all'interno, copriamo con la pellicola, vai giù, 3 ore e riprendiamo. A dopo. Eccoci qua, bentornati. Sono trascorsi 3 ore. Adesso andiamo alla stesura dell'impasto. Avendo messo l'olio si toglie subito. Andiamo ad infarinare per bene il piano da lavoro. La stesura, ovviamente abbiamo bisogno di un mattarello, perché non parliamo di pizza napoletana, ma stiamo parlando di panini napoletani. Quindi piano infarinato per bene. E andiamo a fare una pettola sottile. Ecco la nostra pettola, guardate lo spessore, ragazzi, sottilissima, Adesso un filo d'olio all'interno della pettola, con le mani, pepe in modo che lega anche all'olio. Se avete bambini non esagerate, altrimenti abbondate. Di solito per ogni 100 g di impasto equivalgono 100 g di salumi più le uova a parte, quindi in questo caso avremo circa 900 g di impasto. Io ho fatto 1 chilo di misto napoletano, quindi salumi, pancetta, formaggio, tocchetti di prosciutto crudo anche, quindi ho fatto 4 uova. Ecco qua, ecco le uova, 4 uova sode tagliate a pezzetti. Arrotoliamo, eccolo qua, guardate che bello, guardate come viene imbottito. Teglia da forno, carta da forno, e andiamo a tagliare il nostro rotolo di panini napoletani. Prima di farlo lo schiacciamo un poco con le mani, togliamo i 2 estremi che sono quelli che rimangono sempre vuoti, più o meno la grandezza. Io faccio sempre 3 dita, ok? In questo modo qua. Posizioniamo i nostri panini napoletani. Vedete che con 500 g di farina ne sono usciti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 panini napoletani, quindi non li posizionate troppo vicini perché questi devono rilievitare. Lasciate un po' di spazio. Questi adesso devono rilievitare in un ambiente chiuso, quindi all'interno di un forno va benissimo. Prima di farli rilievitare andiamo a fare una leggera diciamo passata di uovo sbattuto, quindi semplicemente andiamo a ricoprirli con un pennello la parte superiore e anche laterale, in modo da farli crescere
umidi e non si seccano. Ripeto, 6 ore a rilievitare, chiusi nel forno o coperti con una tavola. Ci vediamo fra 6 ore. Sono passate le nostre 6 ore, i panini napoletani sono pronti. Prima di andare in forno 200 gradi, 220 per 25 minuti, 30 minuti al massimo. L'ultima spennellata, la seconda, leggera sempre. Forno statico 200 gradi, cottura 25 minuti, massimo 30. Guardate che colore, guardate che splendore. Profumo, oltre a uno spettacolo per gli occhi, è un profumo anche per il naso. Guardate qua, guardate qua. Wow. Guaiù. Pure i panini napoletani sanno sapere fare.